Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamenti. Aggiornamento numero 1, malattie fungine del frumento, difesa integrata dalle malattie fungine del frumento. La piattaforma olistica grano.net indica per i prossimi giorni un aumento significativo del rischio infettivo di più malattie del frumento. Tale rischio, tuttavia, è diversificato a seconda delle zone. In talune zone prevale il rischio infettivo di ruggine gialla, in altre di ruggine bruna, in altre di septoriosi. È opportuno quindi osservare attentamente le mappe che potete trovare sul sito www.venetoagricoltura.org, bollettino cultura erbacee, oppure ricevere, se iscritti alla mailing list di Veneto Agricoltura, bollettino cultura erbacee per email. Se non lo ricevete ancora, potete scrivere a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org e riceverlo in pochi giorni, poi costantemente. In base alle informazioni che troverete osservando le mappe di rischio, potrete fare la scelta più opportuna del trattamento fungicida da applicare prima della prossima pioggia. Aggiornamento numero 2. Notue. È iniziato il calcolo della sommatoria termica e le prime indicazioni sono che lo sviluppo dell'insetto è ancora lento e quindi siamo ancora lontani dalla formazione del quarto stadio di sviluppo, il primo in grado di danneggiare le culture suscettibili. Anche qui seguite gli aggiornamenti che man mano saranno pubblicati sul sito di Veneto Agricoltura o saranno inviati tramite mail. Alla prossima!